Insediata a Venezia la consulta per l'autonomia, 34 soggetti scelti per affiancare i giuristi nel negoziato. Dal 2011 a oggi meno 47% di trasferimenti da Roma, ecco perché ci serve la svolta, dice il governatore Luca Zaia. Pericolosa banda di 6 albanesi responsabile di decine di furti e razzie in appartamenti, sgominata dai carabinieri di Padova. 2 di loro sono fratello e nipote dell'autista dell'Audi gialla che lo scorso anno mise in scacco il nord-est. Nuova caccia al colombiano che nel 2011 stuprò una studentessa a Treviso, uscito dal carcere, ora destinatario di un nuovo ordine di carcerazione per la violenza nei confronti di un'amica della madre, ma potrebbe aver lasciato l'Italia. Guasto alla centrale elettrica di Castelfranco, blackout nella città del Giorgione e anche nei comuni limitrofi, pesanti disagi per semafori in tilt e ascensori bloccati. L'ex comandante dei vigili urbani di Padova e il suo vice citati in giudizio per danno erariale dalla Corte dei Conti, nel mirino le multe condonate nel 2014 dopo l'installazione di 8 autovelox. Nuova censura da parte di Facebook dopo il bacio di Rodin, la mostra di Marco Goldin a Treviso ora tocca un altro simbolo della città, la Fontana delle Tette, ed è subito polemica. Memorie della Grande Guerra, Ponte di Piave sposta accanto al municipio una chiatta austro-ungarica riemersa dalle acque del fiume Sacro alla patria. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che punta subito sulla corsa all'autonomia del Veneto. Perché? Perché stamattina era in programma a Venezia l'insediamento ufficiale, la prima riunione, il primo vertice della consulta veneta per l'autonomia. Soggetti scelti, il team scelto che deve affiancare i giuristi nella contrattazione con Roma. Allora subito ci colleghiamo con il nostro Tommaso Stoppa che ha seguito questo insediamento ufficiale a Venezia. Tommaso. Sì, buongiorno, si è conclusa da pochi minuti la seduta di insediamento di questa consulta per l'autonomia voluta dal governatore Luca Zaia per discutere le proposte e discutere insieme questo progetto sull'autonomia del Veneto. Ricordiamo sono 34 i soggetti rappresentati in questa consulta, si tratta di autonomie locali, categorie economiche e produttive, le università, il mondo della ricerca, i sindacati e il terzo settore. In particolare il Presidente Zaia ha voluto vicino a sé la componente più tecnica e giuridica di questa consulta, con gli esperti che poi tutto quanto elaborato lo dovranno tradurre in termini appunto legali e giuridici. Ci sono il professor Bertolissi e il professor Antonini, costituzionalisti dell'Università di Padova, il professor Mazzarolli e altri insigni giuristi. Sono stati ricordati alcuni dati a margine di questa seduta di insediamento, dati sul perché il Veneto ha un grande bisogno di autonomia. Dal 2011 è calata del 47%, sono calati del 47% i trasferimenti dallo Stato alla Regione contro una media nazionale del 29%, sono stati sempre dal 2011 971 milioni i tagli alla sanità del Veneto, mentre la spesa pubblica pro capite in Veneto è di ben 627 euro in meno rispetto alla media nazionale. Questi dunque i motivi per cui si è avviato questo grande lavoro intorno alla nostra autonomia. Per il momento da Venezia è tutto, se non ci sono domande ci aggiorniamo con le prossime edizioni. Grazie allora a Tommaso Stoppa, a tutti gli approfondimenti poi sull'insediamento ufficiale questa sera nei nostri telegiornali. Adesso la cronaca con la nuova ordinanza di cattura per il colombiano responsabile dello stupro nel 2011 nella stazione dei treni di Treviso di una giovane studentessa. Nuova caccia dunque a Julio Zuluaga, ma lui appena scarcerato potrebbe aver lasciato l'Italia e anche l'Europa. È di nuovo caccia a Julio César Aguirre Zuluaga, il colombiano responsabile nell'ottobre del 2011 dello stupro di una studentessa 21enne dietro la stazione di Treviso. Uscito dal carcere lo scorso 15 settembre dopo aver scontato una condanna a 7 anni per quell'episodio, ora Zuluaga è destinatario di un nuovo ordine di carcerazione. Per la giustizia deve scontare altri 6 anni di pena per l'altro processo in cui è stato imputato, quello per violenza nei confronti di un'amica della madre. Per la violazione però delle regole del mandato di cattura
procura europeo non era possibile far scontare le due condanne una di seguito all'altra. La legge prevede che trascorrano 45 giorni dalla scarcerazione all'emissione della nuova ordinanza e così è avvenuto. Nel frattempo però Zuluaga si è dileguato, non è più in Italia né a quanto pare in Europa. E per la difesa questo basta e avanza a non rendere eseguibile l'ordine di carcerazione che sarebbe valido solo sul suolo nazionale, se cioè Zuluaga si fosse trattenuto qui o vi avesse fatto rientro, cosa che non risulterebbe e che lui ben sapendola si sarebbe guardato dal fare, col risultato che la seconda condanna potrebbe non scontarla mai. E adesso allora parliamo di un'operazione dei carabinieri di Padova che hanno sgominato una banda dedita a furti e razzie in appartamenti, con la particolarità che due di queste persone arrestate sono parenti dell'autista della famigerata Audi gialla che lo scorso anno, lo ricorderete, seminò il panico lungo le strade del nord-est. Allora sta seguendo per noi, ha seguito per noi la conferenza stampa dei carabinieri Federico Fusetti a Padova. Federico, allora è davvero così? Sì Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Sì, è proprio così, è una delle bande considerate dai carabinieri più pericolose degli ultimi anni per quello che riguarda proprio i furti in appartamento, per la loro capacità di fuggire molto velocemente dopo i colpi e anche per l'organizzazione. Tutti albanesi, gli arrestati, come dicevi, sono 6, 2 dei quali sono rispettivamente fratello e nipote di Rama Vassili, l'autista della famigerata Audi gialla che aveva seminato un po' il panico nel nord-est nell'inverno del 2016, un intero gruppo familiare in pratica, questo che viene tutto da una stessa zona dell'Albania. Sono stati i carabinieri di Cittadella a collegare alcuni furti alcuni mesi fa e quindi a risalire poi agli autori. Sono 34 i furti in appartamento contestati, oltre a quelli delle autovetture utilizzate per i colpi, e i colpi sono stati effettuati tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, in particolare nel Veneto, soprattutto le province di Treviso, Venezia e Padova. La tecnica era quasi sempre la stessa, infatti i tre diciamo incaricati dell'operazione rubavano delle auto nelle province che poi erano province che venivano puntate per realizzare i colpi, entravano nelle abitazioni, anche entrando soprattutto dalle finestre per evitare le porte blindate, mettevano a segno anche 5, 6 o 10 colpi nello stesso condominio e poi fuggivano dalle finestre calandosi lungo le pareti davvero con abilità acrobatiche enormi. Il bottino anche molto ingente, finora oltre 100.000 euro recuperati, sono in via però di quantificazione e di valutazione alcuni orologi particolarmente preziosi, uno addirittura che vale circa sui 40.000 euro, quindi anche il bottino è destinato a salire, e altri 15 o 20 persone stanno per essere identificate e forse fermate dai carabinieri, quindi un'operazione una banda davvero molto molto pericolosa. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie a Federico Fusetti. La cronaca però ci porta ancora a parlare di criminalità e di una tabaccaia pedinata e derubata in zona Bissuola a Mestre con un modus operandi quasi identico a quanto accaduto a Sandona di Piave 2 sere fa. Una giovane tabaccaia di Mestre è stata pedinata e derubata in zona Bissuola con modalità che richiamano il colpo messo a segno l'altra sera a San Donà di Piave. Dopo aver chiuso il suo negozio in via Miranese, la donna è salita in auto per dirigersi in via Bissuola, dove la madre è titolare di una medesima attività. La tabaccaia ha notato precederla un'auto di grossa cilindrata con targa straniera e vetri oscurati. Giunta all'altezza del negozio della mamma, la donna è scesa dall'auto. I malviventi, dopo essersi assicurati di agire a distanza di sicurezza, hanno sfondato il finestrino della sua auto e le hanno portato via la borsetta improvvidamente lasciata sul sedile. A nulla sono valse le richieste di aiuto, i ladri sono fuggiti con la borsetta che conteneva un centinaio di euro e un mazzo di chiavi. La borsa è stata ritrovata abbandonata in zona Quarto d'Altino e portata alla stazione dei Carabinieri di Meolo. E poi ci sono gli agenti di polizia che hanno a che fare con i criminali e i banditi che spesso non esitano a reagire ed aggredirli. Per questo ora gli agenti chiedono più tutele. Il
Il corpo a corpo con il ladro è costato a uno degli agenti intervenuti 2 notti fa in via Cappuccina a Mestre pesanti conseguenze, presunti problemi alle vertebre e circa 3 mesi di prognesi. Meno grave invece l'altro collega che ha riportato traumi guaribili in una decina di giorni. Ma la vicenda ha riacceso i riflettori sulla questione sicurezza e soprattutto sui rischi del mestiere. Per il segretario provinciale del sindacato SIAP, quanto accaduto la notte scorsa dimostra che nella terraferma veneziana permane una certa criticità. Produrre sicurezza non è un lavoro facile, aggiunge, e comporta rischi concreti per chi deve garantirla. Per il vice segretario e delegato per la questura invece sono palesemente insufficienti gli strumenti di tutela per chi lavora in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini. Molto spesso ci si trova a fronteggiare delinquenti che non hanno nulla da perdere, spiega, quindi anche in presenza di una condanna è impossibile avere il risarcimento per i danni subiti, comprese le spese mediche e di riabilitazione. Ci faremo portavoce, conclude, della necessità di pensare ad una forma di tutela anche per via assicurativa per casi come questo, cogliendo l'occasione del rinnovo del contratto relativo alla nostra professione che è attualmente in discussione a Roma. Lasciamo la questione sicurezza, ma restiamo alla cronaca con lo shock nella città di Ormelle, nel paese di Ormelle, nel Trevigiano, per l'ennesima tragedia della strada consumatasi ieri sera. Il buio, la strada trafficata a quell'ora del tardo pomeriggio, l'assenza di strisce pedonali, l'anziana che ha attraversato all'improvviso. Forse è la combinazione di questi fattori all'origine del tragico incidente costato la vita ieri poco dopo le 17:30 a Lia Visentino, 87 anni, di Ormelle. L'anziana è stata investita a pochi metri da casa in via Stadio dall'auto condotta da una ragazza di 33 anni di San Biagio di Callalta che sotto shock ha raccontato di essersi trovata all'improvviso davanti la donna che ha cercato di attraversare la strada in un punto dove non ci sono le strisce pedonali. Inevitabile l'impatto che purtroppo non ha lasciato scampo all'anziana, nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118, troppo gravi le lesioni riportate dalla donna. Vedova da qualche anno, Lia Visentin viveva con la figlia, la data dei funerali non è ancora stata fissata. Le indagini sulla tragedia sono affidate alla polizia locale di Ormelle che ora dovrà accertare dinamica e responsabilità della tragedia. Restiamo nella Marca con i momenti di caos vissuti questa mattina per un blackout che ha coinvolto Castelfranco ma anche i comuni limitrofi. La corrente elettrica che salta improvvisamente in un territorio vasto 5 comuni, con conseguenze inevitabilmente pesanti, dagli ascensori bloccati ai semafori in tilt. Quasi 3 ore di caos tra Castelfranco, Castello di Godego, Vedelago, Resana e Altivole. Nella città del Giorgione i problemi maggiori, anche perché qui ha avuto origine il problema. Tra i primi a esserne informati il sindaco Stefano Marcon. Un guasto alla centrale primaria di San Floriano dove la linea da 180.000 volt o 380, adesso non ricordo bene, viene trasformata a 20.000 e ha creato un blackout in città e nei comuni limitrofi. Un guasto che ha provocato anche un principio di incendio, di cui l'intervento anche dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato poco dopo le 8, immediato l'invio dei tecnici Enel per cercare di riallacciare la corrente, mentre negli edifici pubblici gli ascensori si bloccavano con utenti impauriti all'interno e il traffico andava in tilt per i semafori non funzionanti. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi. Semafori ed ascensori, ripeto, anche i vigili del fuoco sono entrati operativi in tempo reale e hanno mitigato il danno, diciamo così. Sono cose che purtroppo possono succedere. Sindaco in sopralluogo alla centrale. Se gran parte delle situazioni critiche erano risolte poco prima delle 11, la normalità è stata ripristinata totalmente soltanto in tarda mattinata. E sul blackout verificatosi stamane nella zona di Castelfranco c'è la posizione di Terna, una nota di Terna, gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale, che dice che il disservizio elettrico nella zona di Castelfranco si è verificato per problemi sulla rete di distribuzione. Per quanto di sua competenza, Terna è subito intervenuta a supporto per ripristinare la situazione, che è tornata prontamente alla normalità. A Padova adesso con una stangata, diciamo così, per l'ex comandante della Polizia Municipale e il suo vice appunto nella città del Santo. È una stangata che arriva dalla Corte dei Conti e il caso è quello delle multe condonate. Il risarcimento complessivo richiesto è di circa 3,5 milioni di euro.
L'ex comandante della Polizia Municipale di Padova, Antonio Paolocci, e il suo vice Maria Luisa Ferretti sono stati citati a giudizio per danno erariale dal sostituto procuratore generale della Corte dei Conti del Veneto. Secondo l'accusa, i due dovrebbero pagare di tasca propria le multe condonate tra il 3 novembre e l'8 dicembre 2014, dopo l'installazione di 8 nuovi autovelox, circa 70.000 sanzioni, un numero talmente elevato da convincere il sindaco di allora Massimo Bitonci a bloccare e posticipare l'entrata in funzione dei rilevatori di velocità, anche per evitare di paralizzare la macchina burocratica, ma secondo la procura la percentuale di sanzioni era inferiore a quanto previsto in fase di progettazione e le casse del comune di Padova e quelle statali sono parti lese. Degrado adesso, degrado a Mestre con la denuncia dei residenti di Piazzale Olivotti, esasperati perché quello che una volta era un quartiere residenziale oggi è luogo di spaccio, di prostituzione e non solo. Così hanno chiamato le nostre telecamere. Spaccio, degrado, bivacco, prostituzione. Qui i trans, qui di notte vanno e vengono. La situazione in Piazzale Olivotti, alla fine di via Piave a Mestre, sta diventando ormai insostenibile per i residenti, che da tempo continuano a denunciare una condizione che non accenna a migliorare, nonostante i controlli ci siano. Questo sembra di essere nel Bronx, addirittura noi abbiamo dovuto attorno alle case farci le cancellate, robe, almeno per impedire almeno che venissero a fare i loro bisogni nei muri delle case. E stanno qui, bevono tutto il giorno, sono ubriachi, litigano. Ogni volta che mi affaccio alla finestra vedo qualcuno urinare. Non c'è un momento di... Qui ci sono i toiletri di urina qui attorno. Sa male che mi arrivano sui vestiti, mi impregna, mi tocca metterli là della strada della camera perché mi impregna. C'è proprio puzza da piscina. Cioè, se io cosa dire, mi dispiace a me. E infatti basta spostarsi di qualche metro. Qui siamo in un punto di Piazzale Olivotti più nascosto rispetto alla parte centrale, quindi vengono ad urinare con più frequenza, l'odore che si sente è irrespirabile. Urina, feci, droga, siringhe, atti sessuali, spesso sotto le finestre degli appartamenti. Chi staziona in Piazzale Olivotti non ha alcun ritegno, così come non l'ha avuto nemmeno di fronte alle nostre telecamere quando una persona che i residenti raccontano essere un noto spacciatore della zona si è abbassato slip e pantaloni. La mattina io passo, sono qua che... Tu li vedi proprio che si fumano, si fanno proprio, che si fanno, che si bucano, tutto quanto. In piena notte assolutamente sì, e anche la mattina presto rischi di trovare la gente che è distesa qui davanti e chiaramente questo comporta un rischio importante anche perché non sai mai la reazione di chi effettivamente poi hai davanti. Secondo me dovrebbero trovare un sistema per mandarli al loro paese, non vengono qui per lavorare, sono qui solo ed esclusivamente per bere, ubriacarsi, fare i loro... Questo è quello che fanno tutto il giorno. Se volete anche voi segnalare disservizi, degrado e problemi del vostro paese, lo dico ad antenna, fate come hanno fatto i residenti di Piazzale Olivotti, quindi redazione@antena3.it per mandare una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Adesso torniamo a parlare delle banche delle ex popolari venete. Ieri abbiamo raccontato dell'audizione del numero 1 degli ispettori di Banca Italia, che sostanzialmente ha difeso l'attività di Banca Italia davanti alla commissione d'inchiesta. Oggi intanto c'è un nuovo vertice, una nuova riunione di uno dei gruppi dei risparmiatori traditi. Ce ne parla in diretta telefonica per noi da Vicenza Gabriella Basso. Gabriella. Sì, buongiorno a te telespettatori da Vicenza. Secondo incontro oggi qui nel capoluogo berico tra l'associazione Noi che credevamo in DPV e alcuni senatori veneti di ogni schieramento politico. Sul tavolo la proposta di emendamento alla legge finanziaria con il quale si chiede praticamente che il governo anticipi i soldi, 4 miliardi di euro, 2 per ogni ex popolare, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, che potrebbero derivare dalla vendita e il piazzamento dei cosiddetti crediti deteriorati. Il condizionale è d'obbligo perché seppur il governo si dica fiducioso sul rientro di questi crediti, di fatto i risparmiatori, i soci dovrebbero aspettare almeno una decina d'anni prima di poter eventualmente portare a casa qualcosa. In questo modo invece, hanno spiegato nello scorso incontro, chi ha perso tutto potrebbe attendere solo un paio d'anni. Una strada però, quella dell'anticipo da parte del governo, difficile da percorrere se non impossibile, come ha spiegato lo stesso senatore del PD Giorgio Santini, in quanto le norme europee vietano quello che viene considerato un aiuto di Stato. Nell'incontro di oggi i senatori e associazioni dovranno trovare lo strumento adeguato
adeguato da presentare in Commissione Senato il 9 novembre affinché questo venga poi preso in esame dal Governo. I tempi sono stretti, altri spazi per successivi incontri non ci sono. Nell'edizione di questa sera dei nostri TG vi daremo conto se una strada è stata alla fine trovata. Da Vicenza, per il momento è tutto, linea torna allo studio. Grazie Gabriella Basso, adesso una breve pausa pubblicitaria, poi rientro, parleremo della censura di Facebook che a quanto pare ha colpito un'altra volta. Eccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque, la censura di Facebook. Prima era stato il caso della scultura del bacio, capolavoro di Rodin, che è uno dei simboli della mostra in arrivo a Treviso di Marco Goldin. La polemica poi su questa era rientrata, adesso però la censura dell'algoritmo di Facebook si abbatte su uno dei simboli di Treviso, ovvero la Fontana delle Tette, ed è subito immediata polemica. Fermi tutti, la Fontana delle Tette non si tocca. Il messaggio chiaro questa volta non parte da un singolo cittadino, peraltro famoso curatore di mostre in tutto il mondo, ma da un intero popolo, quello trevigiano. Ed è rivolto a Facebook, che ha deciso di censurare uno dei simboli di questa comunità. Materiale pornografico è stato definito dall'intelligenza artificiale al promotore dell'immagine, un antiquario con negozio a 2 passi dal Duomo di Treviso. L'idea l'aveva avuta qualche mese fa, un video promozionale per chi viene a visitare la capitale della Marca gioiosa e amorosa. E chi meglio della scultura con il seno al vento rappresenta questa gioiosità, si è detto l'antiquario? Nemmeno il tempo di pubblicare le immagini che la scura digitale si è abbattuta su di lui e la sua attività. Sì, perché il negozio non potrà più avere una pagina Facebook in quanto bollato come attività pornografica. Vallo a spiegare tu ad un computer che le tette di marmo sono un'altra cosa. Questa sera sentiremo anche le voci dei trevigiani su questa davvero incredibile polemica. Adesso nel Padovano, a Saccolongo per la precisione, con la fuga di un bovino scappato da un allevamento. Un bovino adulto fuggito ai proprietari in via Graspara a Saccolongo, ingovernabile e minaccioso, ha richiesto l'intervento dei carabinieri forestali. Un intervento deciso prima che lui, un bovino adulto di circa 7 quintali, già scappato nel pomeriggio di martedì dopo un normale intervento di taglio unghie, potesse creare pericolo alle persone presenti, atterrite dalla furia incontrollata dell'animale. Un atteggiamento talmente minaccioso da escludere la possibilità di un intervento dei veterinari per la somministrazione di anestetico tramite arma lunga a distanza di 20 metri. Il comandante della pattuglia dei carabinieri forestali, con il consenso dei proprietari, ha quindi deciso di procedere all'abbattimento del capo grazie ad un cacciatore munito di un'arma di grosso calibro, reperito sul posto e nominato ausiliario di polizia giudiziaria per l'occasione. Se volete essere sempre connessi con le informazioni di Antena 3, vi ricordo che c'è la app, la nuova applicazione per i telefonini e i tablet di ultima generazione. Tutta Antena 3 a portata di un click, dallo streaming in diretta, le nostre produzioni e poi anche i servizi di tutti i telegiornali. Basta scaricare dall'Apple Store o dal Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antena 3, staccato e tutto in lettere per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere i file dei servizi del TG o degli approfondimenti. Quindi 20:10, la voce del mattino, ore 13, è tutto da oggi a vostra disposizione, basta davvero un click sul vostro telefonino. Adesso parliamo di Grande Guerra alla vigilia di una data importante come il 4 novembre, esposta a Ponte di Piave, accanto al municipio, una chiatta austro-ungarica che è riemersa dalle acque del fiume Sacro alla Patria. Se fosse in grado di parlare, questa chiatta in ferro utilizzata dal genio pontieri austro-ungarico durante la Prima Guerra Mondiale racconterebbe i giorni dell'invasione nemica in Italia lungo il Piave, da cui l'imbarcazione nel 2004 è riemersa, per rimanere custodita fino ad oggi nel magazzino comunale. Ora, dopo le dovute autorizzazioni, la chiatta, restaurata grazie al finanziamento del Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi, resterà esposta all'interno di una teca accanto al municipio di Ponte di Piave per un anno. La decisione di metterla in mostra a partire da novembre va spiegata guardando a cosa accadde 100 anni fa, nello stesso mese, nel comune trevigiano. Novembre del 17, quando è avvenuta l'invasione di Ponte di Piave, con le memorie delle persone, quegli eroi del Piave dimenticati che abbiamo voluto riportare alla luce. Eroi come Nello Pavane e Ruggero Lorenzon, che dopo la battaglia del Sostizio fuggirono raggiungendo a fatica l'altra sponda del Piave, fornendo grazie al loro coraggio importanti informazioni sugli appostamenti nemici dell'esercito italiano. E poi Paolo Bozzon, che
che sul Grappa si scagliò nella trincea avversaria in una sanguinosa lotta corpo a corpo fino a quando non venne ucciso. Storie come queste, storie di soldati al fronte raccontate anche attraverso i cimeli, raccolti nella mostra I percorsi della Grande Guerra, che vuole essere un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani. Vuole essere un ricordo indelebile per tutti, per le nuove generazioni, per i nostri figli, ma anche per tutti i nostri concittadini. Una memoria a 100 anni da un grande conflitto, che non dimentichiamo il fiume sacro alla patria, che ce l'abbiamo fuori, chi abita a Ponte di Piave ce l'ha alle porte di casa. La simbologia anche per i ragazzi delle scuole, che oltre a studiarlo nei libri devono vivere a concretezza il loro territorio, delle persone che hanno speso la vita morendo con il tricolore sul cuore. E siccome la memoria è importantissima, soprattutto di un evento come questo, fra pochissimo, ore 13, si parla proprio di Grande Guerra, con Marta Marangonna, ospiti in studio, il giornalista Sergio Tazzer e lo storico Daniele Ceschini, quindi appuntamento da non perdere. Questa sera invece, 20 ai 10, riflettori puntati anche e soprattutto sull'autonomia, con ospite Mario Bertolissi, uno dei protagonisti del pool di giuristi voluto dal governatore Luca Zaia per il negoziato con Roma. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sul Veneto continua una moderata alta pressione con sole e bel tempo prevalente, un po' di nubi sparse qua e là e locali nebbie mattutine sulle pianure meridionali. Le temperature massime sono previste tra i 12 e i 16 gradi circa, valori minimi attesi tra 7 e 9 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà stabile e soleggiato ovunque, salvo una diffusa e parziale nuvolosità. Temperature massime previste tra i 13 e i 15 gradi, valori minimi attesi tra 7 e 9 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, qualche addensamento sui settori alpini di confine, bella giornata di sole altrove con cieli completamente sereni. Temperature massime previste tra i 16 e i 21 gradi, valori minimi attesi tra -1 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente quasi calmo, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.